Questo è il prosciutto veneto, è un prosciutto di grandissima qualità perché lei, come vede, ha la giusta marezzatura, l'infiltrazione di grasso sul magro. Questo significa che sono maiali adulti e comunque maiali di latteria, e io dico di latteria perché sono maiali prodotti nel territorio di Reggio Emilia, vuole anche Parma o Brescia, adiacenti alle produzioni di parmigiano reggiano o formaggio padano. Perché quando si gusta questo prodotto si sente proprio nel retrogusto il profumo del latte o del burro, e questo fa sì che ci sia differenza, perché tutti i migliori gastronomi italiani e non apprezzano questo prodotto così prelibato che si distingue dalla concorrenza. Un prosciutto crudo dal retrogusto dolce, è questo il migliore ambasciatore di Montagnana, città murata in provincia di Padova, tra le meglio conservate dell'intero Veneto. E per omaggiare questa eccellenza del territorio, niente di meglio di una festa che dal 18 al 27 di maggio vede la città ospitare degustazioni guidate, spettacoli, animazioni medievali, danze storiche, voli panoramici, attività per bambini, mercatini dell'antiquariato e dell'artigianato. La gastronomia è sicuramente molto trainante, se poi la mettiamo vicina a quello che è la nostra storicità, medievalità, la nostra cultura, il nostro turismo religioso, credo che sia un abbinamento, assieme poi anche ai vini locali, il Merlata DOC piuttosto che i vini dei Colliugani, penso sia un abbinamento che possa veramente far traghettare in modo importante e veloce, non appena arrivasse casomai anche una nuova viabilità, il nostro territorio, la nostra città murata. Infrastrutture indispensabili per avvicinare Montagnana non solo alla provincia madre, Padova, ma anche alle altre città d'arte del Veneto. Su questo fronte dalla regione arrivano buone notizie. Una città bellissima, un prodotto oggi a chilometro zero ma che vogliamo esportare, la voglia di impresa dei nostri bravissimi veneti. Ecco, poi adesso tocca a noi però, perché loro hanno coraggio, fanno bellissime manifestazioni e mostrano il loro prodotto, tocca a noi favorirli. In un momento difficile spero che questo sia l'ultimo anno che a Montagnana per arrivarci ci vuole un'ora. Spero che dall'anno prossimo, compito nostro, finalmente la Valdastico Sud sia aperta. Spero e sono certo che fra 2 anni il collegamento tra la Valdastico Sud e la 13, la Padova-Bologna, sia finalmente con la 10 completata, e allora il nostro compito sarà eseguito. Coinvolte nella kermesse tante realtà dell'associazionismo cittadino, a dimostrazione di come questo prodotto sia considerato da tutte le varie anime del territorio come un biglietto da visita unico per l'intero montagnanese. Credo sia indispensabile per una promozione importante che tutto il tessuto della nostra città sia coinvolto, a cominciare sicuramente dai nostri ragazzi. Si comincia a fare formazione, abbiamo un istituto alberghiero, pertanto parliamo di gastronomia già fin dai banchi della scuola, per poi arrivare a delle manifestazioni più importanti. Noi abbiamo lavorato molto anche con quello che è una tematica di norcineria in termini più generali, pertanto con il coinvolgimento del mondo agricolo, degli allevatori dei suini, e con la lavorazione a carattere generale un po' tutta, di cui comunque Montagnana è in ogni caso ricca. Sicuramente il prosciutto è la parte più nobile del maiale e viene così lavorata come abbiamo descritto. Prodotto seguendo un rigido disciplinare che prevede un periodo minimo di 16-18 mesi di stagionatura, ma si arriva anche a 24 mesi, il prosciutto veneto Berico Euganeo è frutto del lavoro delle aziende che aderiscono all'omonimo consorzio di tutela costituito nel 1971 dalle 11 aziende allora operanti in zona. Grazie a questi produttori lungimiranti noi siamo arrivati a produrre circa 80-85 mila cosce di suino all'anno. Non sono numeri grandi, però sono numeri di prodotto di altissima qualità, e quando si parla di altissima qualità vuol dire riuscire a far entrare questo prodotto nelle gastronomie, nelle saumerie importanti. Non per niente è arrivata la DOP. Non per niente, nel 96 abbiamo avuto il riconoscimento e da lì siamo partiti alla grande, da lì ci hanno lanciato nel mondo importante della gastronomia. Coronato con l'attribuzione della DOP nel 1996, il lavoro di tutte le imprese del settore è di vitale importanza anche per il tessuto economico di tutta l'area, tradizionalmente evocata all'agricoltura. Piacere, vediamo che il prodotto cresce, il territorio ne trae dei grossi benefici. Il Consorzio ha saputo investire sulla qualità, che oggi è l'elemento che è sicuramente qualificante e che premierà le imprese che guardano verso il futuro.
L'obiettivo della Kermesse, dedicata al prosciutto veneto berico euganeo, è dunque far conoscere non solo questo prodotto in tutte le sue declinazioni, ma anche valorizzare i tesori artistici e culturali di un territorio dal crescente appeal turistico che offre al visitatore opere d'arte, chiese e scorci paesaggistici di assoluto pregio. Sono delle peculiarità che non possiamo delocalizzare o spostare, per fortuna sono nostre e resteranno nostre, ma le possiamo vendere in tutto il mondo richiamando i turisti da tutte le parti che vengano nel nostro territorio a fare queste conoscenze straordinarie, arricchendo non solo il settore agricolo e museale eccetera, ma arricchendo un po' tutta la nostra società e quindi costituendo un'economia sana, duratura, reale che possa aiutare a traghettare l'Italia fuori dalla crisi nella quale oggi ci troviamo. I risultati delle strategie di promozione turistica integrata del territorio sembrano funzionare. La città murata è oggetto di crescente interesse sia da parte del pubblico italiano che straniero. Oltre al Palio, che ogni anno, ai primi di settembre, richiama migliaia di visitatori interessati a vedere la città immersa in una gigantesca ricostruzione del suo io medievale, questa perla d'arte e di storia è oggi tappa privilegiata di itinerari che ne valorizzano le eccellenze enogastronomiche, prosciutto in primis.